Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A voi la linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo dalle imprese del terziario. Il 44% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia è fortemente preoccupato che si perda il terreno recuperato con fatica dopo 2 anni di pandemia. È uno dei dati emersi dall'indagine congiunturale curata per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research. Analisi congiunturale per Confcommercio del Friuli Venezia Giulia da Format Research. Un impatto economico della guerra che si sente già per 4 imprese su 10, come ci spiega il direttore scientifico appunto di Format Research, Ascani. Sì, è vero, il 44% delle imprese ritiene che il 2022 subirà, come del resto sta già subendo, l'impatto degli effetti della nuova crisi. Si tratta purtroppo di un dato che per altri versi è fortemente inatteso rispetto alla crescita che invece stava caratterizzando le imprese dei settori del terziario alla fine del 2021. Erano riuscite a rialzarsi dopo la crisi della pandemia, alcuni problemi c'erano, comunque il costo delle materie prime si era già alzato a gennaio. Il dato relativo alla nuova crisi in qualche modo costringe gli imprenditori a fare i conti con un orizzonte inatteso. Ecco, un orizzonte inatteso, quindi anche difficoltà per quanto riguarda il credito, dei risultati per quanto riguarda anche il settore dell'abbigliamento, che non sono stati quelli che aspettavano. Ma in realtà soprattutto il settore del commercio al dettaglio, del tessile abbigliamento, erano già molti anni che era alle prese con diciamo, una riduzione più vasta dei consumi e certamente la pandemia prima e la nuova crisi adesso non lo stanno aiutando. Ecco, un commento anche dal presidente di Confcommercio Giovanni D'Apozzo. Che fare per risolvere, per cercare perlomeno d'arginare? Abbiamo sentito anche l'assessore regionale ha detto che la regione non può fare nulla, tutto dipende adesso dalle scelte che vengono fatte a Roma. Qui a livello locale. La regione ha fatto tanto durante il periodo del Covid, ma qui chiaramente la situazione è talmente complessa, articolata e di carattere internazionale che sarebbe troppo bello se potesse fare qualcosa. È uno scenario che va a mettere insieme gli ingredienti per la tempesta perfetta. Scenari di guerra, a parte il periodo del Kosovo, la seconda guerra mondiale, che non eravamo abituati a vedere anche quelle scene che vediamo in televisione, strazianti molte volte, con un mix di scenari economici legati alla rarefazione delle materie prime, al problema dei costi energetici. È una situazione molto complessa. D'altronde la preoccupazione si nota da quelli che sono gli atteggiamenti a livello internazionale, chiaramente dei rappresentanti dei paesi ad economia più avanzate. Ci auguriamo che perlomeno gli scenari di guerra possano trovare una loro definizione nel più breve tempo possibile, ma poi si devono affrontare i veri nodi di questo Paese, soprattutto in tema energetico. Quindi in questo momento la parola d'ordine è cercare di resistere. Esatto, cercare di resistere e cercare anche di avere fiducia in un futuro che comunque è delineato con molti punti interrogativi. E la Regione dal punto di vista economico non può fare nulla se non portare l'attenzione del governo alle istanze degli operatori. A dirlo l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini a margine della presentazione dell'indagine di Confcommercio. Ascoltiamolo. Siamo con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell'analisi congiunturale di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia. Lei ha detto che c'è il rischio, con questa situazione, con la guerra, c'è il rischio che venga giù tutto. Mai come adesso la Regione si sente impotente, praticamente impotente nell'affrontare la situazione, nell'affrontare l'immediato. Ma è inutile nasconderlo, il momento è drammatico per tutta una serie di combinati disposti tale per cui insomma si sono unite tutta una serie di fattori derivanti dalla pandemia e dal caro energia e ahimè anche dalla
della guerra in Ucraina, tale per cui insomma, le imprese di ogni comparto, perché parliamoci bene, di ogni comparto, rischiano davvero la tenuta. Abbiamo purtroppo visto e stiamo vedendo un film ancora più cupo rispetto ai 2 anni fa, al febbraio del 2020, quando solo alcuni settori dell'economia hanno risentito della crisi economica. Qua indistintamente tutti, c'è un combinato disposto, come dicevo prima, tale per cui tutti rischiano. Bene, la Regione cosa può fare? La Regione indubbiamente può presentare delle istanze concrete, serie, attuabili al governo centrale, così abbiamo fatto la scorsa settimana, abbiamo presentato alla Commissione dello Sviluppo Economico tutta una serie di istanze, recepite, devo dire, tra i punti che ho letto in parte dal governo centrale, al fine di, come dire, aiutare in questa fase le nostre imprese a resistere, non a guadagnare, a resistere. Quindi abbiamo chiesto delle dilazioni per quanto riguarda le moratorie, delle rateizzazioni, dell'abbassamento del costo della benzina, perché insomma signori qua con 2,4-2,5 euro al litro non si va da nessuna parte. Quindi abbiamo chiesto tutta una serie di interventi urgenti da parte del governo. Mi permetto di dire che qua probabilmente neanche i soldi del governo italiano potranno bastare, servirà un'azione forte, incisiva, una sorta di recovery plan 2 da parte della comunità europea, perché le risorse necessarie per sopravvivere sono davvero molto elevate. E qui in effetti il governo sta accelerando, no? Per trovare le nuove misure contro l'aumento anche dei prezzi dell'energia. È probabile che anche ci sia un Consiglio dei Ministri in settimana per varare un decreto taglia prezzi dei carburanti e delle bollette. Ma secondo lei quali misure servono a sostegno di famiglie e imprese? Quindi recovery plan e basta? Ma no, ma serve, guardate, alla fine è il potere d'acquisto delle famiglie. Oggi è stato fortemente minato, perché l'ho detto prima, o tu paghi la bolletta o tu ti vai a comprare un vestito, o tu fai il pieno della macchina o vai al ristorante a mangiarti la pizza, non parliamone neanche delle vacanze. Insomma, uno che ha uno stipendio fisso e si trova un'inflazione galoppante come l'attuale, dove io mi permetto di dire i numeri sono un po' più alti rispetto a quelli che ci vengono rappresentati, beh, alle famiglie rimane nulla, alle famiglie rimane nulla. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare è ricreare potere d'acquisto da parte delle famiglie italiane e permettere alle imprese di, come dire, tenere in piedi i propri bilanci. Oggi la situazione è insostenibile. Il taglio dell'IVA può essere un'ipotesi? Ma tutto è un'ipotesi, bisogna vedere l'impatto sulle casse dello Stato. È chiaro che in momenti come questi non trovo come dire, sbagliato parlare anche di ulteriori scostamenti di bilancio. Siamo purtroppo in una fase di guerra e di conseguenza servono delle misure assolutamente forti. Tutto ciò che si potrà fare per poter calmierare prezzi piuttosto che costi dell'energia sono strade che devono essere perseguite. Andiamo a Pordenone, dove ha preso il via un progetto di banca del tempo sociale che vedrà coinvolti l'Associazione Bambini delle Fate e Liceo Leopardi in Majorana. La presentazione è questa mattina all'Auditorium Concordia. Questo progetto con i Bambini delle Fate, in collaborazione con il Liceo Leopardi Majorana di Pordenone, porta ad alcuni ragazzi a stringere un legame particolare con dei ragazzi autistici, a fare un percorso. Di che cosa si tratta? La Banca del Tempo Sociale è un percorso che dura diverse settimane, direi qualche mese, e in buona sostanza vuole far sì, attraverso un progetto consolidato, di mettere in relazione 30 ragazzi di una scuola, in questo caso sarà il Liceo Majorana, insieme a 10 ragazzi autistici che vengono coinvolti da un'organizzazione di Pordenone. Il fine ultimo è quello di fare in modo di sradicare da una routine quotidiana i ragazzi autistici che sono immersi in fare sempre quello e inserirli in un percorso di conoscenza e di amicizia con i 30 ragazzi della scuola. Questo dopo diverse settimane, qualche mese, farà sì di raggiungere un obiettivo, ovvero
si creeranno delle relazioni, si creeranno delle amicizie, e questo tanto per i ragazzi autistici quanto per i ragazzi in questo caso del Majorana sarà un elemento sicuramente positivo, perché da una parte saremo riusciti a far coinvolgere i ragazzi autistici con degli amici, dall'altra saremo riusciti sicuramente a fare in modo che questi ragazzi conoscano da vicino il mondo della disabilità, in questo caso limitatamente all'autismo, ma anche altre disabilità sostanzialmente. Un progetto a cui avete dato vita in altre parti d'Italia, che adesso sbarca anche a Pordenone. Esatto. E che ha già creato questi legami. Esatto. Il progetto ormai è attivo da 6 anni e ha coinvolto centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia, e oggi finalmente lo possiamo dire anche in maniera orgogliosa, grazie alle imprese del territorio che sono ubicate qua attorno a noi nella provincia di Pordenone, parte finalmente anche a Pordenone. Ecco, fatto l'accoppiamento, diciamo come funziona, quale sarà il tempo di relazione e come ci sarà questo legame? Ecco, questo è una bella domanda, perché i ragazzi coinvolti dalla scuola, quindi 30 studenti, hanno l'obbligo, tra virgolette, una volta che aderiscono al progetto, di passare 2 ore del loro tempo alla settimana durante un orario extrascolastico con i ragazzi autistici. Quindi da una parte abbiamo 30 ragazzi della scuola, dall'altra abbiamo 10 ragazzi. Si creeranno dei sottogruppi 3 a 1, okay? 3 ragazzi normodotati e un ragazzo autistico, che per 2 ore alla settimana passeranno il loro tempo all'interno della struttura dell'organizzazione e comunque coordinati dall'organizzazione stessa. Quello che accadrà, la magia che accadrà dopo diverse settimane, dopo diversi mesi di lavoro e di incontri, è che questi ragazzi inizieranno a vedersi al di fuori dell'orario consentito, e quindi si vedranno anche alla domenica per andare al bar a bere un caffè piuttosto che andare a mangiare una pizza, e lì si sarà innescata quella parola meravigliosa che è amicizia, per la quale oggi siamo qui a presentare il progetto. Per quella che è la vostra esperienza, i ragazzi autistici immagino abbiano dei ritorni positivi da questa esperienza, anche le loro famiglie. Certo. Beh, le loro famiglie sicuramente vedono finalmente il loro figlio che si relaziona con qualcuno dei suoi pari, che non sia limitatamente ristretto alla cerchia della loro famiglia, e quindi proviamo a metterci nei panni di queste famiglie. I ragazzi autistici finalmente avranno un amico o un'amica con il quale passare del tempo e confrontarsi, ma io batto sempre su un punto: i ragazzi della scuola ne verranno fuori cambiati da questo progetto, perché passare del tempo, vivere la disabilità per 2 ore alla settimana, ma che poi diventa in maniera spontanea molto di più, a un'età come quella di questi ragazzi che sono 16, 17, 18 anni, ti cambia, riusciamo a mettere quel seme che poi porta, perché l'abbiamo visto col passare degli anni e dei percorsi, porta i ragazzi a cambiare. La scuola da sempre si occupa di tematiche di sensibilità ed è molto attenta a tutte le situazioni e le condizioni di svantaggio, perché crediamo che tutti i ragazzi, indistintamente dalla loro condizione, possono raggiungere degli obiettivi significativi. Questo progetto è un progetto che effettivamente può essere molto utile non solo per i ragazzi con disabilità, che saranno quelli accompagnati dai ragazzi tipici, ma sarà un punto fondamentale anche per i ragazzi tipici per crescere, e questo progetto solidale è quello che effettivamente si chiederebbe a una società che dovrebbe essere coesa e unita. Come vengono individuati questi 30 ragazzi? Adesso i 30 ragazzi daranno le loro adesioni, sicuramente ce ne saranno di più, e poi saranno scelti magari in base alla classe di appartenenza, perché questo progetto dura 1 anno, magari forse quelli di quinta anche avranno delle chance, e quindi vedremo anche in base alle caratteristiche dei ragazzi quelli che saranno più idonei. E noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco in diretta Dove la linea. Bentornati in diretta da Voi la linea. Martedì si tiene la conferenza stampa di giunta nel comune di Udine, l'ha seguita la nostra Isabella Gregorato, che ci chiede la linea, la vedo già con un ospite. A te, buongiorno.
Buongiorno Alexis, qui oggi a Palazzo d'Aronco una conferenza stampa di giunta straordinaria, in quanto vi ha partecipato Don Alessio Geretti, che ci racconta quali sono le novità per quanto riguarda il futuro della mostra ospitata a Casa Cavazzini, La forma dell'infinito. Don Alessio Geretti è infatti in trattative affinché le opere che attualmente sono presenti alla rassegna rimangano almeno fino al 10 di aprile. Però ci sono chiaramente delle grosse difficoltà, la cultura che dovrebbe portare la pace e invece in questo momento non è lo strumento di pace. Beh, prima di tutto diamo la notizia buona. La mostra La forma dell'infinito sarà visitabile fino a domenica 10 aprile. Viene prolungata e con orari prolungati, come già in questo momento è in atto, cioè dal lunedì al giovedì fino alle 8 di sera e il venerdì, sabato e domenica fino alle 10 di sera. Questo era necessario perché l'enorme quantità di richieste può essere accolta soltanto con questa estensione degli orari e queste 2 ulteriori settimane a disposizione delle persone. Nel frattempo, come è accaduto a altri grandi musei italiani, anche a Casa Cavazzini le opere di 3 musei di Mosca sono state richieste per la restituzione anticipata. Però la partita è aperta. È aperta prima di tutto perché abbiamo antichi e solidi rapporti di amicizia con questi interlocutori. È aperta perché la cultura deve essere una sorta di diplomazia parallela dove le migliori tradizioni dei popoli si fanno rappresentare proprio dalle loro opere d'arte e ritirarli è una mossa incomprensibile. Deve essere anche una partita aperta perché è nell'interesse dell'incolumità delle opere farle viaggiare nelle migliori condizioni possibili, non improvvisando e non attraverso dei lunghi percorsi piuttosto imprevedibili per tutto quello che potrebbe succedere per strada. Quindi le trattative stanno continuando, sì. Quindi il dialogo è aperto. Sì. Secondo lei ci sono buone possibilità? Beh, dare una misura in questo momento è difficile, la cosa può chiudersi felicemente, come la ragionevolezza lascia sperare, e quindi fino al 10 aprile tutto quello che ora è in mostra rimarrebbe lì. In caso contrario però voi siete riusciti a correre ai ripari perché avete trovato delle sostituzioni, magari non tutte, però nella maggior parte dei casi. Quelle ragionevoli. Abbiamo valutato che è possibile sostituire 4 delle 6 opere che partono con un Kandinsky meraviglioso e con 3 Matisse che permetterebbero quindi di godere l'intero percorso della mostra e di percepire solo la tristezza di 2 vuoti che saranno un invito a lavorare per la pace o per chi ha fede a pregare per la pace. Quindi a prescindere da quello che accadrà c'è la certezza che la mostra, cioè che praticamente la chiusura della mostra sarà prorogata, quindi dal 27 di marzo al 10 di aprile. Con questa notizia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, ora andiamo a Rigolato dove Daniele Paroni ha raggiunto il sindaco Fabio D'Andrea per parlare di una grande opera che sorgerà nel paese carnico. Sono già stanziati 15 milioni di euro, vediamo di cosa si tratta. Buongiorno, grazie della linea, sono con Fabio D'Andrea, sindaco di Rigolato. Allora, entro l'anno potrebbero essere appaltati i lavori della madre di tutte le grandi opere che coinvolge la Carnia. Qual è, sindaco? Diciamo che la variante esterna all'abitato di Rigolato, che si svilupperà per circa 1,6 km e bypasserà di fatto tutto il paese, Rigolato capoluogo, evitando quindi agli automobilisti tutte quelle strettoie, questo imbuto importante che in questo momento caratterizza tutto l'attraversamento interno. Al momento sono stati stanziati 15 milioni di euro, ma è solo la prima tranche. Sì, in questo momento diciamo questo è stato fatto questo, la Regione con i fondi del CIPE
che assolutamente deve spendere o comunque investire entro quest'anno, mettere in circolo pena la decadenza o comunque il ritiro dei fondi stessi. E quindi Friuli Venezia Giulia Statale, che è il braccio operativo della Regione, sta costruendo i progetti e si sta confrontando con il Comune per la parte urbanistica, e da qui partire poi con la realizzazione vera e propria dell'opera. Che inizia e finisce dove? Inizia all'inizio del paese, dove c'è scritto insomma benvenuti a Rigolato, quindi nella frazione di Magnaninse, e esce diciamo nei pressi del cimitero di Rigolato, quindi bypassando per la parte sinistra de Gano tutto l'abitato di Rigolato, con dei viadotti, con anche delle opere insomma importanti, con 3 rotonde, una centrale e 2 diciamo esterne sempre dall'inizio alla fine, che permetteranno poi far entrare anche il traffico non pesante ma leggero a Rigolato, in funzione turistica o in funzione comunque di soddisfare tutte quelle che sono le aspettative e le attività economiche della gente, insomma. Lei ha coinvolto università, Confindustria, ma ha coinvolto soprattutto i suoi cittadini con un referendum. Sì, più che un referendum noi abbiamo mandato un questionario casa per casa, singolarmente alle persone dagli 11 anni in su, cioè dai ragazzi della prima media in su, perché vogliamo capire anche quella che è l'opinione, quello che è il pensiero di questi ragazzi, assolutamente anonimo, quindi nel rispetto di tutta la privacy, e quindi da qui capire quelle che rispetto non è un referendum sulla variante sì, variante no, perché diciamo la variante si farà di fatto, perché i tempi sono maturi per realizzarla, e per capire quelle che possono essere le aspettative e le contropartite che le attività economiche e la gente di Rigolato si aspetta, in primis dalla Regione, perché sicuramente sarà un'opera impattante che andrà anche a ledere quelli che sono gli interessi economici delle attività di Rigolato. Cosa chiedono i cittadini? Diciamo che i cittadini, da quanto si è capito in una prima fase preliminare, chiedono assolutamente un arredo urbano qualificato o riqualificato, chiedono degli investimenti in campo turistico e soprattutto recettivo, e naturalmente chiedono la realizzazione di quello che può essere, che noi chiamiamo la cittadella della salute, che andrà ad avviarsi concretamente il 26 di questo mese, nel momento in cui andremo sostanzialmente a inaugurare la casa di riposo, casa per anziani, residenza per anziani alternativa di Vallata, che ospiterà ben 25 persone, con un impatto anche non solo sociale ma anche diciamo occupazionale, economico e quant'altro. Grazie di cuore al sindaco di Rigolato Fabio D'Andrea, ne parleremo ancora di questa variante, di questo bypass che di fatto porterà fuori in particolare il traffico pesante dalla località di Rigolato. Alla prossima. E questa sera ritorna allo Scrigno, la trasmissione di Telefriuli curata e condotta da Daniele Paroni, che compie 17 anni. Questa sera sarà dedicata a una realtà di San Daniele del Friuli. Vediamo quale. Sì, grazie della linea. Siamo nella sede dello Scriptorium Forio Iuliense di San Daniele. Da qui riparte questa sera alle 21 lo Scrigno. Ci eravamo fermati per un mio problema di salute che spero di avere risolto, uno stop di quasi 2 mesi. Ci siamo, vogliamo raccontarvi il Friuli che conta, il Friuli che spinge sulla cultura e sulle tradizioni popolari. Chiaramente questa è una trasmissione che va avanti da tanti anni, da più di 15 anni, e quindi volevamo ripartire alla grande, e ripartiamo appunto da questo luogo dove Roberto Giurano, che è il numero 1 dello Scriptorium, c'è stata anche un'inaugurazione importante. Buongiorno Daniele, e innanzitutto auguri per la tua guarigione. Sì, c'è stato l'8 marzo scorso, in occasione della Festa della Donna, l'inaugurazione di una nuova sezione del Museo del Territorio, dedicato prevalentemente alla donna friulana e ai mestieri che negli anni ha accompagnato le famiglie friulane. Una nuova mostra con 140 dipinti di Otto d'Angelo, tutti originali, ed è una nuova acquisizione del Comune di San Daniele del Friuli, vanno ad arricchire
arricchire le ampie collezioni del Museo del Territorio. In tale occasione sono stati anche vestiti dei manichini con degli abiti friulani e anche e soprattutto carnici. Voglio ringraziare l'amica Dina Di Paolaro che ha portato questi bellissimi vestiti. Ci tengo a dire una cosa: per rendere omaggio alle donne nel nostro museo il progetto prevede che le operatrici del museo stesso durante gli orari di apertura tengano l'abito friulano. Questo non è un gesto di piaccioneria, ma è un gesto che vuole andare ad arricchire la cultura friulana. Ecco Roberto, andiamo a chiudere perché stasera ci saranno ospiti i ragazzi dell'Isis Manzini, futuri geometri che per 2 sabati hanno frequentato questi luoghi. Sì, è molto importante soprattutto la parola geometri, perché la scrittura è tante cose, alchimia, arte, cultura e soprattutto è anche geometria, e la differenza fra geometra e geometria è solo una I. Allora, da San Daniele solo per il momento è tutto, con il supporto tecnico del nostro Paolo Bassi chiudo, restituisco la linea, ci vediamo puntuali questa sera ore 21 con Ritorno dello Scrigno. Appuntamento dunque da non perdere questa sera a partire dalle 21 con Lo Scrigno. Noi ci fermiamo qui, ma l'informazione di Telefriuli ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.